Arrestato un giovane di Campobello di Licata dal Pollice Verde. In casa aveva una serra per la produzione di marijuana. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno arrestato questo fine settimana un giovane di 22 anni del luogo, appassionato di botanica, in particolare di piante di marijuana. Dentro la propria casa aveva allestito una vera e propria serra per la coltivazione della canapa indiana, organizzata in modo professionale, completa di sistemi di irrigazione, climatizzazione e illuminazione. Il giovane, oltre alle attrezzature necessarie per la coltivazione, aveva anche un manuale che conteneva un elenco delle diverse varietà delle piante di marijuana esistenti, della loro resa in termini di prodotto, dei tempi di crescita e ogni dettaglio tecnico utile per la loro coltivazione. I militari dell'Arma, durante l'intervento nell'abitazione del giovane, hanno scoperto che la serra era alimentata tramite corrente elettrica sottratto alla rete per mezzo di un allaccio abusivo. Il riscaldamento della serra avveniva appunto tramite potenti lampade alogene che creavano il microclima ideale per una rapida crescita delle piante di cannabis. Nella disponibilità dell'arrestato, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto il materiale necessario per il confezionamento della marijuana essiccata. Lo stupefacente sarebbe stato poi immesso sul mercato illecito per fruttuosi guadagni. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Agrigento come disposto dall'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.